All'improvviso tutti vengono espulsi dalle gallerie e caricati sulle gabbie fuori dalla miniera. Quando tutti sono saliti in superficie scendono 2 barelle. 2 lavoratori si sono asserragliati sotto il pozzo in una gallerietta che c'è dove defluisce l'acqua e il fango, acqua putida, fango, insomma, sono asserragliati lì e non vogliono uscire fino a quando non avranno una risposta. Un altro colpo di testa, altra tensione che diventa pericolo. Ad allentarla non sono bastate le parole del sottosegretario all'industria De Vincenti, che in vista dell'incontro di domani a Roma ha detto: non sta scritto da nessuna parte che la miniera debba chiudere il 31 dicembre, ma ha anche anticipato la bocciatura per il progetto integrato centrale miniera, lo stesso che i minatori chiedono ora a Napolitano di portare avanti. Un appello al capo dello Stato in calce e una lettera di ringraziamento per il comunicato di solidarietà del Quirinale. Ci fa piacere vedere che c'è tanta attenzione, ora si aspettano delle risposte ovviamente, siamo un po' fiduciosi, un po'. Ma il governo non sembra intenzionato a spendere oltre 1,5 miliardi per il progetto. Sono possibili soluzioni alternative, dice De Vincenti, ma passa la palla alla Regione, che è proprietaria di Carbosulcis. Presenti altri progetti, dice. Queste aziende del Sulcis devono essere economiche, stare sul mercato. Io inviterei tutti quelli che parlano di carbone economico ad andare in Sudafrica a vedere quello che è successo nei giorni scorsi, e stavano chiedendo soltanto un piccolo aumento per potersi comprare il pane, li hanno mitragliati. Quelli sono i minatori dove si produce il carbone economico. Se l'Italia vuole carbone economico in quelle condizioni noi non siamo disponibili a darglielo, perché noi con le lotte siamo riusciti a guadagnarcelo il pane e a mantenerlo.